sogno Giovanni intendono l'audaci, che allo Borbone non ci rese paci, allo Borboni, per chi della Sicilia fu pacioni, per chi della Sicilia fu pacioni. Fu il colonnello di Garibaldini, con lo stesso pensiero di Mazzini, è una storia che voglio raccontare, che la mente mi porta a ricordare, che la mente mi porta a ricordare. Vuoi sapere di certo che Moratti, ai tempi dell'impero di Bonaparte, lo continente ci pigliò ai Borboni, ma di Palermo lì la soppagione. Visti come l'ingrate si portarono, ai siciliani tutto ci arraffarono, e per finire o sangue ci so caro, e forza in tali braccia non lasciaro. Lo vento della libertà ci usciano, i cimi di montagne carezzano, portò in Sicilia la Costituzione, un Parlamento con soluzioni, un Parlamento con soluzioni. Ma quale soluzione e soluzioni? Diritti promiscui andare in divisione, nobile borghesia e i parrini, sa Zoffaro chi nostri contadini. Poi una giornata venne il 48 e l'odio per Borbone fece un botto, della riscossa ne suonò la tromba e Ferdinando diventò re bomba, e Ferdinando diventò re bomba. E noi partemmo di Roccalumera, oh quanta bella gioventù che c'era, con i cappelli e con gli spadocianco, eccolo cuore, rosso, verdi e bianco. Lo vento della libertà ci usciano, i cimi di montagne carezzano, mi porta a disarmare la rivera, mentre Messina infoca mori e spera, mentre Messina infoca mori e spera. Se le battaglie li vincemmo noi, la cittadella si battiu per noi, tanto che i Borbone rinforzati mi fecero un macello pilisciati, mi fecero un macello pilisciati. Tra licio, mare, lancio e farina, in 600 attaccammo la marina, ma lo cannone che sparò domani, aiutò i Borbone a noi toccò scappare, aiutò i Borbone a noi toccò scappare. Stavo che Sant'Alessio a ricordare ammoli gestameci, monti e mari, con i compagni di rivoluzione accorremmo e c'erano i Borboni, ma la fortuna ne vose lassare e permettiva ai nemici d'avanzare. Piazza Merina di Sicilia cori, o nella nostra resistenza amori, andiamo a parlare di lo portamento dei soldati del nome accampamento, perdero la sua vita molti eroi, scappai di Malta e balsamare stoi. San Ferdinando diventò paese di bottighetti allo ciume denese. Torna in Sicilia con 54 per ribellare lo paese nostro, ma ha ricercato io mi consegnai ai Borboni con le mani me. E chi mi consegnai mi domandate? Io ve lo dico raccontando i fatti. Sbarcato a Mena, assieme a Scarperia, m'ammocciai in te prima in casa mia.
de data, di gendarmi circondato, scappai per le montagne assecotato. Li miei parenti assieme a Balsamà furono arrestati e allontanati qua. Ma amenazzarono pace li Borboni e ci bruciarono i peti da raffoni a Carmelo Ruggeri, ditto la pazza, contadino fedato da mia razza. Do 48 non trovai l'amici, passata lo comando dei nemici, ecco perché pigliai la decisione che mi pariva la meglio soluzione. Lo vento della libertà ciusciano, i cimi di montagne carezzano, porta in Sicilia la Costituzione, con Parlamento come soluzioni, con Parlamento come soluzioni. Ma quale soluzione e soluzioni? Colera, la miseria, inondazione, tasse sopra lo pane e sulle case, miscono carte perché nauso ciasi, e Garibaldi con i suoi picciotti, promettendo terreno a brucifotti, pigliò Palermo e fece un dittatore, con l'appoggio dei poveri e signori. Con la colonna terzo cacciatori, lotta ai Borboni e li feci fuori, pigliando pace Casazza e Sarrizzo, mentre l'amico mio piglia Melazzo, mentre l'amico mio piglia Melazzo. L'amico Garibaldi inizia e li chiama, come la terra soia che appena chiama, Cavour consegnò ai francesi per fare dell'Italia un paese. Lo vento della libertà ciusciano, li cimi di montagne carezzano, portò in Sicilia la liberazione, dalle Borboni come soluzioni, dalle Borboni come soluzioni. Ma quale soluzioni e soluzioni? Lo Giovenese fece inondazioni e cancellò cessati e li socasi, lasciando li terreni raserasi. Era una notte do 63, deloviando lo ciome seglinché, tanto da commigliare alberi e more. Con pianto all'occhio si chiamò Signore, sola speranza per l'abbandonate, a mezzo ad acqua che portava morte. Le cime di montagne carezzano, fece l'Italia e nauso pacioni, che ti ringrazio ne chiamo terroni, che ti ringrazio ne chiamo terroni. Mace che raggia che mi sta venendo, le piemontesi mettono l'inferno, se Garibaldi se ne va a Caprera, io mi ritiro a travagliare a terra. L'Italia è bella e la Sicilia chiui, l'unica terra che interessa a noi, quali soldati, ciondoni e pistoli, noi solo annizzati ne montotori, noi solo annizzati ne montotori. E soluzione chi sta? Non lo saggio. Da parte mia vi faccio una proposta, zitto me staio, e lo parlare caccio, lasciando allo continuo la risposta.
Grazie.